Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Era stata gettata nel water la neonata che era stata poi ritrovata morta in un night di Padova. Vediamo il titolo del Gazzettino. È stata trovata nell'acqua che traboccava. La madre è accusata di averla uccisa dopo il parto. I vicini dicono la gravidanza non era un segreto, sembrava tranquilla. La stessa donna ha detto non mi ero accorta di essere in gravidanza, ma vediamo il nostro servizio. Arrestata con l'accusa di aver ucciso la sua bambina dopo averla partorita da sola in casa. Dalla vita alla morte in pochi secondi. La neonata, trovata priva di vita a Piove di Sacco, era nel water del bagno di una stanza dormitorio sopra il nightclub serale di via Borgo Padova. La mamma, 29enne italo-brasiliana, l'aveva gettata lì tentando anche di tirare lo sciacquone. Ora la donna, Melissa Russo, è in stato di fermo, piantonata in ospedale a Padova, nel reparto di ginecologia. Ha partorito da sola, poi ha cercato di sbarazzarsi della neonata, ma spaventata e sotto shock è corsa a chiedere aiuto ad un'amica che stava lavorando al piano di sotto nel nightclub. È stata lei a chiamare il 118 alle 4 del mattino. I sanitari allora arrivano, hanno trovato la povera creatura nel water e dopo aver prestato le prime cure alla donna hanno subito allertato i carabinieri. Ai medici in ospedale la 29enne ha detto di non sapere di essere incinta, ma la gravidanza giunta al termine era evidente a chi la vedeva passeggiare e frequentare i negozi delle vicinanze. Per tutto il giorno il pubblico ministero Sergio Dini, ieri in caserma a Piove di Sacco, ha interrogato i vari proprietari del locale e la coinquilina della 29enne che ha trovato la neonata priva di vita in bagno. Ora l'autopsia dovrà accertare se la piccola sia morta negata o per altre cause. Nel frattempo per la madre l'accusa di omicidio aggravato. La 29enne era arrivata a Piove di Sacco 2 mesi fa dalla Puglia. Non è chiaro se fosse anche lei una dipendente del nightclub serale o se avesse trovato alloggio temporaneamente da un'amica che lavora lì. Il vecchio proprietario ai carabinieri ha detto di aver ceduto l'attività da poco a 2 soci cinesi. Restiamo a Padova perché c'è tensione. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è arrivato per un convegno sulla pace alla Bo e ci sono state subito contestazioni degli studenti pro-Palestina. Andiamo in diretta da Valentina Visentini e da Cristian Roque Allende per la parte tecnica. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore, ci troviamo in piazza Capitaniato davanti al Palazzo del Liviano dove si è appena fermato e concluso il corteo degli studenti pro-Palestina che ha contestato la presenza del ministro degli esteri Antonio Tajani, invitato all'Università di Padova per un evento dedicato alla pace e ai conflitti. Il tema della geopolitica e delle mancate risoluzioni al centro di questo convegno che vede come ospite principale l'intervento del ministro degli esteri Tajani, contestato però apertamente dagli studenti pro-Palestina che sono stati tenuti a distanza dalle forze dell'ordine. Il gruppo di un centinaio di manifestanti arginati in piazza Cavour a pochi metri dal Palazzo del Bo dove è arrivato questa mattina intorno alle 10:40 il ministro Tajani. Gli studenti poi per protesta hanno indetto un corteo che è arrivato qui dove ci troviamo noi adesso davanti al Palazzo Liviano, sede della facoltà di lettere e filosofia, dove terranno un'assemblea. Tanti temi al centro del convegno di cui ha parlato il ministro Tajani ai nostri microfoni, ovviamente la politica estera ma anche l'immigrazione, un punto sul terzo mandato di cui ha ribadito la contrarietà del suo gruppo, quello di Forza Italia, e poi anche un flash su nucleare e autonomia. Ma sentiamo cosa ha detto il ministro Tajani sulla questione palestinese, sugli ultimi attacchi a Gaza e sulla presenza dell'UNIFIL in Libano. Io vi lascio con le parole del ministro Tajani, la linea allo studio. Andiamo subito alle questioni internazionali perché ci sono stati bombardamenti ancora a nord di Gaza, centinaia di morti, una pace irraggiungibile. Ma la pace deve essere raggiunta, non dobbiamo mai arrenderci. Purtroppo la situazione è ancora drammatica, troppi morti civili, l'ho detto anche ieri, la sicurezza si garantisce anche con la diplomazia, quindi credo che sia giunto il tempo di arrivare a un cessate il fuoco sia a Gaza sia in Libano. È chiaro che devono essere poi liberati gli ostaggi israeliani, è chiaro che i capi dei terroristi di Hamas devono lasciare il territorio e andare in un'altra parte del mondo. Però la pace è fondamentale, dobbiamo esprimere tutta la nostra
potenzialità per spingere tutti a arrivare a un cessate il fuoco. Però come può l'UNIFIL ancora restare in quelle zone alla luce dei recenti attacchi di Israele anche alle basi dell'ONU? No, l'UNIFIL deve rimanere, anzi io credo che l'UNIFIL debba rafforzare la propria posizione, perché servirà una presenza sempre più forte dell'ONU per garantire un cuscinetto che impedisca un contatto tra Hezbollah e Israele, quindi UNIFIL dalla frontiera fino al fiume, a nord del fiume l'esercito regolare libanese e dietro l'esercito regolare libanese può esserci Hezbollah, ma bisogna tenere lontano Hezbollah per garantire anche la sicurezza della popolazione civile israeliana, altrimenti Israele non finirà mai. E poi bisogna eleggere il presidente del Libano. Naturalmente l'Italia in questo momento è fortemente impegnata per aiutare la popolazione civile con il nostro progetto Food for Gaza. Abbiamo già mandato, come ho detto, circa 60 tonnellate di beni alimentari già distribuiti e ora stanno partendo in questi giorni 15 tir che abbiamo acquistato e donato al programma alimentare mondiale, partiranno dal porto di Genova carichi di beni sanitari e beni alimentari. Abbiamo messo anche sul tavolo, come annunciato al G7 di Pescara, 25 milioni aggiuntivi per le popolazioni civili di Gaza e del Libano. E questo è il ministro degli esteri e vice premier, nonché segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, a Padova. E a Padova restiamo nel padovano perché proseguono le indagini della Procura di Padova sul tragico incidente di lunedì a Sant'Angelo di Piove di Sacco, in cui ha perso la vita la studentessa 14enne Eleonora Chinello. Sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Eleonora Chinello, la 14enne investita lunedì mattina in via San Polo a Sant'Angelo di Piove di Sacco. Verrà poi conferito l'incarico per la ricostruzione cinematica con perizia dinamica. Questi i prossimi passaggi dell'inchiesta della Procura di Padova per accertare dinamica e responsabilità del tragico incidente. L'autista della vettura, intanto, residente nel vicino comune di Campolongo Maggiore, è stato indagato per omicidio stradale dal sostituto procuratore Sergio Dini, mentre l'auto è posta sotto sequestro. Atti dovuti come succede in questi casi. Intanto a Sant'Angelo la comunità si stringe intorno alla famiglia della giovane studentessa che quella mattina stava andando a prendere l'autobus per raggiungere la scuola di Dolo che frequentava. Ieri a scuola è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Eleonora. I compagni sono sconvolti e hanno scritto decine di biglietti per salutare la loro compagna. I loro pensieri sono stati poi postati sul sito dell'Istituto Lazzari e raccontano di una ragazza dolce e sempre sorridente. Nel paese della San Cisica, intanto, è stata organizzata per questa sera una veglia di preghiera per accompagnare nel dolore la famiglia della giovane studentessa. In molti in queste ore stanno portando il loro affetto ai genitori Massimiliano e Silvia Chinello, molto conosciuti in paese e gestori, insieme alla nonna di Eleonora, dell'agriturismo al Pra di via Borghetto. Servizio di Francesco Ratai, c'è stato un gravissimo incidente stanotte intorno all'Una lungo il passante di Mestre che ha coinvolto un tir e un'auto. Nello scontro i due mezzi hanno preso fuoco, come vedete da queste immagini. L'incidente è accaduto in direzione Milano tra i comuni di Zerobranco e Scorzè. Le telecamere di CAV hanno inquadrato il tir mentre viene tamponato dalla vettura che rimane agganciata al mezzo pesante. L'autista è riuscito subito ad accostare in piazzola di sosta prima che dall'auto si sviluppassero le fiamme che in poco tempo hanno avvolto prima il mezzo e poi l'auto articolato adibito al trasporto di bobine di alluminio. In salvo entrambi i conducenti, per fortuna, uno dei quali, quello dell'auto, ha dovuto poi ricorrere alle cure mediche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e gli ausiliari della viabilità. Attualmente rimane chiusa la sola corsia di emergenza. Nelle prossime ore la rimozione delle carcasse dei due mezzi potrebbe richiedere l'istituzione di un nuovo restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti per chi viaggia in direzione Milano. E purtroppo la tragedia del 15enne Kevin Gentilin, un
bravissimo ragazzo, un ragazzino pieno di vita, affezionato al nonno che lavorava sempre con lui, che era veramente un ragazzo sorridente e felice. Purtroppo si è schiantato contro un'auto e ha perso la vita. Ieri ci sono stati i funerali dove hanno colpito molto le immagini del nonno e del padre che ballavano davanti al feretro proprio per testimoniare l'amore per la vita di questo ragazzo. È stato un attimo tremendo e cattivo a metterci tutti a terra, Kevin. Un attimo che voleva distruggerci, voleva rubare tutto, voleva spegnere tutte le nostre speranze assieme alla tua forza, alla tua energia. E invece non è stato così e non è così. Tenta di dare un senso al dolore di un'intera comunità e di una grande famiglia, Don Andrea, dal pulpito di una chiesa, quella di Salvatronda, troppo piccola per contenere l'affetto di tante generazioni, smarrite di fronte alla tragica fine di Kevin Gentilin, 15 anni appena, morto venerdì mentre a bordo della sua Vespa stava andando a scuola. Siamo tutti qui, tristi, sì, ma con un fuoco dentro. Gli sguardi persi degli amici di una vita troppo breve, i compagni di scuola dell'Istituto Sartor, centinaia anche i vespisti arrivati da ogni angolo del Veneto che con Kevin hanno condiviso una grande passione, quella per i motori. Sono loro a scortarlo nel suo ultimo viaggio. Sono alla fine 1500 circa le persone che abbracciano i genitori Christian e Silvia, il fratello Jody e la sorella Linda. Lo fanno ricordando piccoli grandi momenti. Caro Kevin, posso solo dirti che sarai sempre un bellissimo ricordo indelebile nel mio cuore e vorrei solo che chi stava scrivendo il tuo destino non avesse mai finito l'inchiostro. Ora però è arrivata l'ora di andare a fare benzina per l'ultima volta. Ricordati di farlo al 4. Ciao Kevin. Rimarrai dentro ad ognuno di noi, ognuno coi propri ricordi. Ti ringraziamo per il viaggio fatto assieme e ti ricorderemo sempre perché meriti di essere ricordato, sempre. E perché tu, Kevin, per quanto mi riguarda, sei tatuato sul mio cuore. Ciao bello. Nonno Gino affida il suo pensiero ad una lettera. Sarai al nostro fianco nel cuore, nell'anima, nello spirito. La musica, il ballo, il lavoro ti rendeva unico. Mi lasci un vuoto difficile da colmare. Tutte le sere passavi un'oretta a salutarmi, raccontandomi la tua vita, le tue aspirazioni future. Io in silenzio ascoltavo e ti dicevo: vivere, vivere, vivere. Ed è proprio nonno Gino a dare forza a tutti all'esterno della chiesa quando Papa Christian dedica al suo Kevin la musica del cuore che scioglie in un pianto, in un ballo liberatorio, disperato e collettivo. Vai Elia! Questa musica era di Kevin! Vai! La viviamo assieme! Vola Kevin, vola! È davvero l'amore, un amore smisurato della famiglia, del nonno che viveva proprio, impazziva per Kevin, lavorava sempre con lui, si faceva aiutare in tanti lavori. Noi parliamo spesso di ragazzi che sono coinvolti in fatti di cronaca orribili. Sono una minoranza, la gran parte dei ragazzi è come Kevin e meriterebbero di essere più ascoltati e messi in maggiore risalto, non soltanto in queste tristi circostanze, ed è stato ricordato da tantissimi amici, 1500 persone, tutte persone che gli volevano bene. Tra queste ci sono anche i vespisti del Vespa Club di Resana che
sono arrivati da ogni parte del Veneto, molti di loro giovanissimi. C'erano gli amici da Verona, da Milano, da Pederoba, da Rosada, adesso non voglio dimenticare nessuno, da Noale, e abbiamo ricevuto una marea di messaggi ed è questo che incarna lo spirito per un vespista, l'amicizia che nasce dietro a due ruote, e oggi sinceramente mi sono emozionato a vedere tutte queste vespe, questi amici con lo scooter. E poi anche un altro particolare, la strada che abbiamo fatto per venire qui in chiesa, a ogni incrocio era libero, è come che Kevin dall'alto avesse detto via tutti che sto passando io, quindi è stata una cosa per me veramente emozionante, perché non abbiamo trovato una macchina che ci abbia ostacolato, e non lo so, noi faremo di tutto come Vespa Club di Resana per continuare a ricordare Kevin e soprattutto stare vicino alla fantastica famiglia che ha, perché non si può lasciare da solo. Andiamo Mestre adesso in diretta dal nostro operatore Sandro Ponchio con lo zaino per i nostri collegamenti, e c'è Anna Maria Parisi che ci racconta l'ultima aggressione ad un marinaio della CTV che è stato questa volta preso a testate. A te Anna Maria. Buongiorno direttore, l'aggressione ieri sera alle 18 a bordo della linea A2 con il marinaio di Chioggia preso a testate da un passeggero infervorato perché c'era troppa gente che scendeva e saliva lentamente dal vaporetto, quindi è la fermata obbligatoria a San Basilio con l'intervento anche della polizia subito sul posto, che ha fermato l'aggressore, l'aggressore intemperante, un veneziano, e accompagnato anche chiamando poi i sanitari del 118 al pronto soccorso delle civili di Venezia, il marinaio che ha avuto 3 giorni di prognosi. Con il nostro ospite nuovamente Federica Vedova della Fiat CGIL Venezia. Federica, noi ci eravamo lasciate una decina di giorni fa dopo l'aggressione all'autista del bus. Adesso l'aggressione nuovamente ad un dipendente ACTV. Che cosa sta accadendo? Sta accadendo che sta emergendo un'aggressività, una mancanza in qualche modo anche di controllo e di filtro, insomma, rispetto a quello che poteva essere una dinamica sociale del passato. Il problema è che sono aggressioni quotidiane, sono aggressioni che colpiscono il personale dei trasporti, quindi a fianco di quelle che sono le aggressioni forse più visibili e più, come dire, più eclatanti che riguardano il personale sanitario, dobbiamo cominciare a ragionare che anche questa tipologia di lavoratori rischia davvero tanto. Quali le misure che si stanno adottando? L'altra volta ci diceva che avevate chiesto un intervento anche del prefetto Darcopellos. Sì, avevamo chiesto un intervento del prefetto, c'è stato anche un incontro qualche giorno dopo, il lunedì dopo l'incontro che avevamo fatto appunto tra di noi, e in questo caso si sta costruendo formalmente un protocollo che metta insieme tutti gli interessi, cioè tutti i soggetti, da una parte chi rappresenta i lavoratori e dall'altra le aziende che comunque da cui questi lavoratori sono dipendenti. Questo per acquisire un'assunzione di responsabilità che non può essere individuale o di un gruppo, ma deve essere collettiva. Quindi è un protocollo sulla scia di quanto ha fatto Bologna? Esattamente, è proprio un protocollo sulla scia di un protocollo di 2 anni fa che è partito in quel caso dal trasporto aereo, ma che poi si è allargato anche al trasporto pubblico locale. Quindi. E per quanto riguarda anche in materia economica, come aiuto al personale che viene aggredito in tal senso? Sì, allora innanzitutto le aziende dovrebbero farsi carico di rappresentare gli interessi anche dal punto di vista legale, perché è vero che quando è un'aggressione fisica è un infortunio sul lavoro, quindi ha il suo iter da infortunio sul lavoro, però ci sono anche tante aggressioni di carattere verbale
che devono essere in qualche modo riconosciute e punite e sanzionate, e l'azienda si deve far carico anche di questo. Noi abbiamo sentito il direttore, il marinaio, ci ha rilasciato un'intervista telefonica perché adesso è a casa in infortunio, come detto in precedenza. Ci ha raccontato di come quando stava subendo l'aggressione pensava che non stesse accadendo a lui, per quanto fosse comunque focalizzato sul da farsi successivamente. Quindi un'intervista che manderemo in onda nel corso del telegiornale della sera. Tantissime le manifestazioni di solidarietà, ha detto che ha ricevuto e sta ricevendo dai colleghi. Al momento sembra non siano ancora arrivate e invece le telefonate e i messaggi di solidarietà da parte dei vertici aziendali non è detto che non arrivino. Da Venezia, da Mestre è tutto, grazie a Federica Vedova, la linea torna a te, direttore. Grazie molte. Anna Maria Parisi, Sandro Ponchio per la parte tecnica. C'è violenza, ancora violenza anche tra le mura domestiche. A Vedelago un romeno armato di coltello ha minacciato, aggredito una donna che è scappata, la cognata in particolare, che è scappata in strada a chiedere aiuto. Durante queste fasi molto concitate sono intervenuti i carabinieri, un uomo dell'Arma è rimasto ferito. Ci racconta questa vicenda Cristian Arboid, che è insieme al colonnello Stefano Mazzanti, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso. A te Cristian. Serata concitata, tesissima, quella di ieri sera a Vedelago per una ordinaria purtroppo storia di violenza familiare, con un uomo, un romeno di 45 anni che ha minacciato con un coltello la cognata che è scesa in strada ed è riuscita a lanciare l'allarme. Subito sul posto i carabinieri, che hanno scoperto una vicenda familiare molto più ampia e drammatica. Qui con me c'è il colonnello Stefano Mazzanti. Colonnello, che cosa avete scoperto? Dunque, ieri sera il 112 è stato chiamato da una signora che lamentava di essere stata minacciata con un coltello dal cognato. La pattuglia dei carabinieri si è subito recata sul posto, dove ha preso le prime informazioni dalla signora, la quale ha raccontato che da qualche giorno l'ex marito della sorella era stato riospitato in casa, e marito che tra l'altro era già stato allontanato per problemi di maltrattamento in famiglia, per il quale c'è già un procedimento in atto. E in quella circostanza l'uomo poi ha fatto venire fuori di nuovo la sua indole, nonostante fosse stato riospitato dalla moglie e dalla ex moglie. Quindi in quella serata, durante un litigio, la signora è intervenuta e lui l'avrebbe minacciata con un coltello. Ecco, quindi il litigio è stato tra marito e moglie. Quest'uomo, che già era aggravato da precedenti, aveva una misura sul proprio capo sostanzialmente. Durante questo litigio è intervenuta la sorella della donna, la moglie 47enne, la sorella 46enne, quindi quest'uomo è andato in escandescenza e ha minacciato la sorella della donna. Sì, lei sostiene di essere stata minacciata con un coltello, quindi poi è fuggita di casa e in strada ha chiamato i carabinieri. Ecco, lei ha parlato di indole, parliamo di un uomo a questo punto molto violento. L'intervento dei carabinieri, che lo hanno rintracciato poco lontano da casa, nel momento in cui hanno chiesto documenti l'uomo si è scagliato contro di loro e c'è stata una colluttazione, fin tanto che gli operanti sono riusciti a riportarlo alla calma e quindi ad arrestarlo, non con poca fatica, perché comunque poi hanno subito anche delle conseguenze personali. Quindi c'è un militare che risulta ferito? Sì, lievemente, si è fatto medicare, ma c'è stato anche un risvolto negativo per quanto concerne un militare. Quindi a questo punto, lo avete capito, quest'uomo di 45 anni romeno dovrà rispondere di un rosario di contestazioni. Proprio in questi minuti sarà giudicato per direttissima. Colonnello, che cosa insegna questa vicenda e qual è l'appello che come Arma dei Carabinieri sentite di fare?
L'appello è sempre quello, noi siamo molto attenti a tutto quello che riguarda la violenza di genere, soprattutto nell'ambito familiare, per cui diciamo, il consiglio che diamo è quello di essere sempre molto cauti sul ravvedimento di coloro che poi si rendono responsabili di maltrattamenti, anche perché diciamo quello che è il ciclo della violenza, il cosiddetto ciclo della luna di miele, ovvero dove c'è un ravvedimento della vittima, non sempre ha conseguenze positive, anzi molte volte, come in questo caso, può avere conseguenze anche piuttosto serie. Arma dei Carabinieri che sulla violenza di genere nella Marca come altrove continua a essere mobilitata. Grazie molto a Cristian Arboi, credo che ci fosse anche Nicoletta Rizzetto. Adesso più tardi andremo a Bassano del Grappa per un grave incidente, un'auto pirata ha investito un'anziana e la badante, sentiremo in diretta i nostri colleghi della redazione di Bassano del Grappa, ma adesso andiamo a Cittadella da Vanessa Banzatto perché abbiamo dato ieri una sequela di furti in tutte le province del Veneto e qui siamo invece a Cittadella. A te la linea, Vanessa. Anche a Cittadella, come in tutto il territorio dell'Alta Padovana e non solo, questo è il periodo in cui si scatenano i ladri, soprattutto i ladri d'appartamento. Mi trovo assieme al sindaco di Cittadella, Luca Pierobon. Sindaco, una situazione che sta allarmando e non poco i cittadini. È una situazione purtroppo tipica di alcuni periodi dell'anno. In alcuni periodi dell'anno purtroppo i furti tendono ad aumentare rispetto ad altri periodi dell'anno. Quello che è certo è che comunque le forze dell'ordine sono sul pezzo, perché comunque il territorio viene controllato sia dalle pattuglie che anche da pattuglie in borghese. Quello che si può dare come suggerimento, che è un suggerimento che sicuramente va ad aiutare anche le forze dell'ordine, è quello che quando si va fuori di casa bisogna chiudere casa. Chiudere casa vuol dire tirare giù le persiane, chiudere i balconi e purtroppo è brutto dirlo, ma ormai nelle case è necessario avere un sistema di allarme. Ricordiamo che i furti purtroppo non avvengono più in orario notturno come eravamo abituati, ma avvengono di giorno, avvengono principalmente dalle 5 alle 10 di sera, poi naturalmente ci sono anche qualche orario, però questo è il momento quello un po' più delicato, quindi serve molta attenzione perché purtroppo i ladri sono attenti a quelle situazioni facili dove si può entrare facilmente in abitazione e ne approfittano. E poi diventa fondamentale anche il fatto di segnalare qualsiasi movimento sospetto, anomalo, alle forze dell'ordine soprattutto. A Cittadella esiste il controllo del vicinato che è quello di verificare anomalie, autostrane che girano per il territorio, comunque qualcuno che suona il campanello per capire e segnalare al coordinatore che poi si mette in contatto con le forze dell'ordine. Chiaro che comunque il 112 è il primo numero da fare nel momento in cui ci siano delle difficoltà o comunque delle preoccupazioni particolari, perché loro intervengono nell'immediato e poi grazie anche a tutto il sistema di videosorveglianza si riesce magari ad intercettare questi delinquenti. Ricordiamo che in passato le forze dell'ordine hanno seguito addirittura per centinaia di chilometri in giro per il nord Italia personaggi che avevano fatto dei furti nel territorio del Padovano. Grazie, questo era il sindaco di Cittadella Luca Pierobon. Andiamo adesso a Bassano del Grappa, c'è sempre Vanessa Banzatto che nel frattempo si è spostata. Vediamo Vanessa Banzatto perché c'è stato un incidente questa mattina, una badante con l'anziana che assisteva sono state investite da un'auto pirata ed è caccia all'automobilista che non ha prestato soccorso. A te Vanessa. Buongiorno a te direttore e a tutte le persone che ci stanno seguendo. C'è stata tanta paura, in realtà l'incidente è avvenuto ieri sera attorno alle 6. Ci troviamo in via Colomba, Bassano del Grappa e quest'auto ha investito un'anziana, una donna di 90 anni e la sua badante. Le due sono state subito portate in ospedale per le cure. L'auto è scappata, non si è fermata a prestare soccorso come hai giustamente detto tu poco fa. Certo è che la situazione
situazione delle due donne fortunatamente pare che non sia così seria. Poi sentiamo anche il comandante della polizia locale di Bassano del Grappa, Giovanni Favaretto, che ci illustrerà un po' il quadro della situazione. Certo è che di gravissimo c'è appunto il comportamento di questa persona al volante, non si sa ancora se sia uomo o donna, che è scappato senza prestare soccorso. Comandante, che sviluppi ci sono rispetto a quello che si è saputo ieri sera? Gli sviluppi sono che fortunatamente le due signore non stanno così male, anzi in qualche modo se la caveranno con qualche fratturina e qualche livido la signora anziana, fortunatamente. Temevamo il peggio, soprattutto per la signora anziana data l'età. Gli sviluppi sono che adesso stiamo cercando di salire in qualche modo al veicolo che ha provocato l'incidente. Stiamo scandagliando tutta la videosorveglianza del territorio, sia telecamere private che telecamere pubbliche. Siete riusciti a capire di che veicolo si tratta? Anche perché pare che abbia lasciato dei pezzi. Sì, qui è testimone il vetro per terra, si è lasciato uno specchietto retrovisore laterale e quindi abbiamo identificato la tipologia di veicolo, marca e modello, quindi insomma abbiamo già ristretto il campo di azione. Non è la prima volta che anche nel territorio di Bassano del Grappa ci sono queste persone che senza alcun criterio proprio provocano incidenti stradali, investendo in maniera più o meno grave pedoni e poi scappano. È veramente una situazione che è deplorevole. Sì, è deplorevole anche perché insomma le assicurazioni sono fatte apposta per risarcire i danni, no? E le pagano profumatamente. Lei conti che nel biennio 23-24 abbiamo denunciato 4 persone per incidente con fuga con lesioni e sanzionati 41 automobilisti che in incidenti meno gravi non si sono fermati. Perché ricordiamo che è fondamentale prestarsi, anche se non si è gli autori del sinistro, fermarsi a prestare soccorso. In particolare l'autore deve fermarsi, prestare soccorso, accertarsi le condizioni, chiamare le forze dell'ordine, mettersi a disposizione delle autorità, assolutamente. Visto che abbiamo l'opportunità, attraverso anche le nostre telecamere, si potrebbe lanciare proprio un appello a chi si trovava alla guida di questa macchina scura. Sì, che si faccia vivo, al nostro comando di polizia locale che è in via Vitorelli, che si faccia vivo. Cosa rischia? Anche perché ci arriveremo comunque. Sì. Perché c'è una rete di telecamere di videosorveglianza che prima o poi vi porteranno a risalire a chi c'era al volante di quell'auto. Certamente, senza nessun dubbio. Quindi che si rivolga, cosa rischia questa persona? Una denuncia all'autorità giudiziaria. Per omissione di soccorso. E per fortuna, direttore, che come ha ribadito anche il comandante, a livello proprio di stato di salute, sia l'anziana che la sua badante non hanno riportato particolari conseguenze. Certo è che veramente bisognerebbe lanciare un appello non soltanto adesso alla persona che ha provocato questo incidente. In realtà il buonsenso, il prestare attenzione e l'essere presenti quando si è alla guida diventa fondamentale sempre. Sì, al di là delle norme che ci sono pesanti, è proprio un senso civico, il senso di rispetto verso le persone e verso la cosa pubblica. Se manca quello, si è messi male. Direttore, da Bassano del Grappa per il momento è tutto, ti ricedo la linea. Grazie molte a te e ad Alessandro Costacurta, il nostro operatore. Vediamo i titoli del Corriere del Veneto diretto da Alessandro Russello. Verona, miss stilista muore a 19 anni per un tumore. Il papà, Asia, era spettacolare, non si è mai abbattuta. E poi la questione degli hacker. Il super esperto dice si infiltrano dalla macchinetta del caffè. Molti neppure sanno di essere spiati. Le aziende venete sotto attacco, email intercettate e IBAN modificati. E poi il caldo anomalo, la lunga estate di novembre del Veneto in pianura, le temperature di fine agosto. Vedremo poi magari le immagini disastrose di Valencia in Spagna, 50 morti, un'inondazione senza precedenti, auto travolte, decine, centinaia di auto, sembra un film dell'orrore e questo valga per coloro che ancora insistono nel dire che non ci sono i cambiamenti climatici. Torniamo alla cronaca nera, ancora le spaccate
sono dei grossi danni per commercianti, esercenti, e ogni tanto uno dei responsabili di queste spaccate viene colto sul fatto o pizzicato subito dopo. Vediamo. L'avete beccato? Diciamo che lo hanno arrestato. Daniele, titolare insieme al figlio Matteo dell'Enoteca Piper in via Castellana Zelarino, adesso sorride soddisfatto. La polizia ha arrestato il ladro di origine tunisina che in mattinata aveva assaltato il loro locale entrando dal retro dopo aver infranto la porta a vetri con una bombola di gas. Questa mattina alle 6 c'è scattato l'allarme di intrusione del nostro locale. Noi siamo intervenuti prontamente per vedere cosa era successo e c'era un furto in atto, ovviamente. Una persona che ha scassinato la porta tentava di portarci via del materiale, che poi al nostro arrivo, dopo averlo identificato che eravamo lì, è scappato via. Noi a distanza lo seguivamo un attimino, nel frattempo sono arrivate le forze dell'ordine. Si tratta del 15° colpo in 10 anni, 3 soltanto l'anno scorso, tra aprile e ottobre l'arresto in mattinata poco distante ai campi sportivi dopo un inseguimento roccambolesco, raccontano padre e figlio, e grazie al monitoraggio delle telecamere di videosorveglianza poste all'esterno del locale prima e poi al tempestivo intervento della polizia arrivata sul posto con diverse volanti. E l'hanno bloccato e arrestato dopo un inseguimento a dir poco rocambolesco. Gli inquirenti non escludono il ladro possa essere lo stesso che nei giorni scorsi ha messo a segno altri colpi, sempre in zona Mestre e Marghera, utilizzando il tombino come ariete. I ringraziamenti dei titolari del Piper e ai poliziotti della Questura di Venezia. Bisogna spendere 2 parole per i ragazzi che hanno operato, sia della squadra mobile che delle volanti, che hanno fatto un lavoro meticoloso. E dopo l'assalto nel pomeriggio ha fisso sulle vetrine del locale il cartello "Aperti per furto", tra provocazione e conforto. A San Fiore i ladri sono entrati anche in un bar in centro paese. Il momento dell'irruzione è stato immortalato dalle telecamere, portata via soltanto qualche moneta, poi riconsegnata. Sentiamo. Gli occhi elettronici che immortalano l'entrata dei ladri al bar Floris di via Zoppea a San Fior di Sotto. Non sono bastate le telecamere di videosorveglianza a far desistere i 3 malviventi dall'entrare nell'esercizio. Qui era tutto aperto, cassetti, portine, antine del retrobanco, e la stessa cosa di qua. Tutti i cassetti aperti, tutte le portine aperte, tutte le carte, cartamenti sopra il banco, qui sopra il bancone. C'era un tablet, l'hanno lasciato perché intendo che loro andassero alla ricerca di soldi. Scassinata la porta sono entrati mettendo tutto a soqquadro. L'obiettivo, secondo il titolare, del denaro contante. Lasciato sopra il tavolo, infatti, un tablet di valore, sottratte solo alcune monete ritrovate la mattina dopo. Ho notato dei pezzi di plastica, di ferro per terra, e poi ho visto la porta scassinata e sono entrato. Sono andato direttamente nella zona cassa, registratore di cassa, e ho visto che era tutto rovistato. Hanno aperto tutti i cassetti possibili e immaginabili. Io per abitudine non lascio mai fondo cassa nell'attività, nel bar, però sono riusciti a raccattare un po' di monete che tengo come scorta. La scoperta solo al mattino, nel momento di apertura del bar. Senso di amarezza, delusione, rabbia e impotenza. Lo stato d'animo che si respira in paese è teso e colmo di preoccupazione. Ormai si aprono i giornali, e se non una al giorno, ma più di una al giorno. E noi siamo abbastanza stanchi e impauriti, perché comunque arriviamo qua alla mattina e ci facciamo sempre la domanda prima di arrivare: cosa possiamo trovare? Commercianti che chiedono più controlli, più presenza di forze dell'ordine in un territorio ormai sotto assedio dei malviventi, da San Vendemmiano, Godega e Pianzano. Perentorio il sindaco che chiede più tutele per le forze dell'ordine e maggior certezza della pena. Tutti quanti siamo occupati nel lavoro e non pensiamo che ci sia chi è occupato in modo primario nel delinquere. Poi noi vediamo taggati come razzisti, no? Io credo che non ci sia nessuno meno razzista di noi. Certo che siamo razzisti nei confronti di chi delinque. Sì, siamo razzisti, non li sopportiamo. E poi dobbiamo fare attenzione, perché se la gente poi si fa giustizia da sola,
Ma ne stiamo creando tutte le condizioni. Perché uno che sta a casa, adesso Tiberio è arrivato al mattino, giustamente ha detto, era a casa quando sono entrati, ma se qualcuno è in casa e dorme e questi entrano, noi non ci sentiamo sicuri a casa nostra, ma è una follia. E a Montegaldella si corre ai ripari proprio per i furti e sono entrate in azione le pattuglie antiladri. Incremento dei reati predatori, razzie nelle abitazioni, un trend che riguarda tutta la provincia. L'SOS arriva dai territori di Montegalda e Montegaldella che oggi hanno ospitato il Comitato Ordine e Sicurezza presieduto dal prefetto. Previsto il potenziamento dei dispositivi sul territorio e pattuglie straordinarie della Polizia Locale coordinate con Polizia di Stato e Carabinieri affinché ci sia maggior presidio, specie nelle ore serali. Un incremento dei furti in abitazione che ci ha spinto a un confronto e ringraziamo di questo il prefetto e le forze dell'ordine che sono venute proprio sul territorio, ma in particolare con loro abbiamo programmato gli interventi in previsione delle prossime settimane che di solito sono particolarmente calde, quindi con delle pattuglie straordinarie che già la nostra Polizia Municipale attiverà in coordinamento grazie anche all'intervento di oggi con i carabinieri e con le forze dell'ordine. Sindaci che hanno evidenziato alcune aree urbane più attenzionabili e richiesto una visibilità maggiore delle forze dell'ordine in un periodo, quello che precede le festività natalizie, in cui fisiologicamente si registra una recrudescenza dell'attività criminale. C'è stato un sensibile aumento di fatti delittuosi, abbiamo chiesto un'intensificazione del controllo del territorio che assieme al controllo di vicinato darà sicuramente dei frutti maggiori. Grande attenzione abbiamo anche sollevato su quelle che sono le truffe agli anziani che di solito avvengono nel nostro territorio e quindi una volontà di informare e di invitare gli anziani a stare attenti alle truffe che possono subire. Di nuovo si continua a parlare di Filippo Turetta che ha deposto al processo a suo carico, rischia l'ergastolo e sono emerse delle novità, tra queste l'audio della telefonata del residente di Vigonovo che aveva chiamato i carabinieri nella tarda serata dell'11 novembre del 2023 dicendo che c'era un ragazzo che stava picchiando una ragazza. Vediamo. Pronto, Carabinieri Chioggia? Sì, salve, io chiamo da Vigonovo dal balcone di casa mia ho appena assistito a una scena di un ragazzo che picchiava una ragazza, però se ne stanno andando in questo momento. È una grande rischio, mi sembra, non riesco a capire, se ne stanno andando ora. Sono saliti in macchina e se ne sono andati. Abbiamo la targa? No, non riesco a vederlo da qua purtroppo, mi dispiace. 11 novembre 2023, ore 23:18, la voce è quella del residente di Vigonovo che per primo dà l'allarme ai carabinieri. Giulia Cecchettin è appena stata aggredita e picchiata da Filippo Turetta e l'uomo ha assistito alla scena dal balcone di casa sua. La telefonata al 112, a rispondere sono i militari di Chioggia, mette i brividi. Io ho visto una ragazza che usciva dalla macchina e che gridava aiuto e poi ho visto la scena di questo ragazzo che era lei a terra che la prendeva a calci, però in questo momento se ne sono andati. E poi cosa avrebbero fatto? Poi sono risaliti in macchina, in questo momento se ne sono andati. L'audio della telefonata, mandato in onda in esclusiva da Pomeriggio 5, scandisce attimo per attimo il dramma. È il primo atto della tragedia e quegli istanti sono fatali per la vita di Giulia. Una grande punto, colore? Credo nera, molto scura. Vabbè, adesso vediamo se riusciamo a intercettare quest'auto, però così con questi dati non è che abbiamo tanto. No, ha perfettamente ragione, io vi ho chiamato immediatamente perché non sapevo che cosa fare, ho paura, volevo scendere però chiaramente ho paura a mettermi in mezzo a questa situazione, però mi sembra giusto chiamarvi. Ha fatto bene, ok, grazie. Nessuna pattuglia arriverà sul posto, troppo scarsi gli elementi. Nel frattempo Turetta, con Giulia semi-incosciente sul sedile posteriore, si è già diretto a Fossò dove si fermerà per una prima tappa, non sapendo cosa fare, come ha raccontato lui stesso nell'interrogatorio e nel memoriale. Forse vuole parlare, in ogni caso Giulia si rianima e tenta di scappare, scattano le coltellate, è la mattanza dei 75 fendenti. Stando al suo racconto, a quel punto Giulia è già morta, l'orologio
L'orologio scandisce le 23:41. Sono passati appena 23 minuti da quella telefonata ai carabinieri e il destino della ragazza è già compiuto. Nelle ore successive, domenica mattina, quando Gino Cecchettin si presenta in caserma per fare la denuncia di scomparsa, l'episodio non viene subito messo in collegamento con la telefonata di Vigonovo della sera prima. Sarà lo stesso testimone, leggendo le chat del paese con l'allerta per Giulia, a recarsi a casa Cecchettin, riferendo quanto aveva visto. E solo a quel punto, tarda mattinata di domenica 12, inizieranno le indagini. Con un Filippo Turetta ormai già in viaggio, la fuga impossibile di un assassino che terminerà lungo un'autostrada in Germania. Servizio di Nicola Zanetti. Intanto proseguono da 4 giorni le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco di Marco Breda, il trentenne scomparso a Bovolenta e di cui non si hanno notizie da venerdì scorso. I Vigili del Fuoco sono impegnati con squadre del comando, con un gommone dotato di ecoscandaglio per le ricerche nel fiume Bacchiglione, con esperti in topografia applicata al soccorso e con i sommozzatori di Vicenza per un totale di 6 mezzi e 14 operatori. La ricerca finora ha dato esito negativo. Sul posto il sindaco della città di Bovolenta, i carabinieri e le squadre della protezione civile. Abbiamo parlato ovviamente ieri sera a Focus di politica della ressa dei consiglieri regionali per una riconferma e degli aspiranti consiglieri regionali, e sarà battaglia fino al 2025, fino al giorno del voto, ma intanto il presidente Zaia ha fatto molto discutere perché sulla questione nucleare si è detto contrario a una centrale nucleare di nuova generazione a Porto Marghera. Era la proposta del presidente del CNEL Renato Brunetta. La mia posizione è assolutamente di contrarietà, però è la mia personale posizione. Attenzione. Senza giri di parole il presidente Zaia si dice contrario alla realizzazione di un sito nucleare a Porto Marghera, la cui idea era stata lanciata giorni fa da Renato Brunetta, presidente della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, e verso cui il governo ha dimostrato un'apertura. Pensiamo piuttosto, ha proseguito Zaia, alla riconversione in energia pulita a Marghera, spiegando poi nel dettaglio il motivo della sua contrarietà. Io penso che il dibattito su Venezia sia un dibattito assolutamente delicatissimo, perché la comunicazione che daremo è che Venezia vuol fare una centrale nucleare. Quindi io la vedo così, che sinceramente il mondo è grande, Venezia la prenderei in causa per ultima, ma non perché è meglio che la facciano nel giardino di casa altrui. In questa fase storica penso che Venezia non abbia anche bisogno di un ulteriore dibattito, un ulteriore progetto. Piuttosto pensiamo alla riconversione con energie pulite di Marghera. E ripeto, magari verrà fuori qualcuno dimostrerà il contrario, dimostrerà che la soluzione sarà il nucleare, ma ad oggi penso che l'impatto di questa proposta sarebbe assolutamente devastante. Le dichiarazioni di Zaia arrivano all'indomani di quelle del capogruppo della Lega in Consiglio regionale Villanova. Non si utilizzi il Veneto come miniera energetica per il resto del paese, aveva detto. Immediata la reazione dell'opposizione. La Lega va in confusione e in meno di 24 ore dalle dichiarazioni di Villanova arriva la clamorosa smentita di Zaia, ha dichiarato la capogruppo del PD in Consiglio regionale Vanessa Camani, che aggiunge: con questa presa di posizione Zaia va a sua volta in evidente contraddizione con gli orientamenti del governo Meloni espressi dal ministro Urso nei giorni scorsi. Un dibattito acceso, destinato a non arrestarsi velocemente e molto sentito anche tra i cittadini, che partecipando con 7.000 chiamate al sondaggio della trasmissione Ring si sono detti favorevoli all'80% al nucleare a Porto Marghera. Servizio di Ilaria Marchiori, ed arriverà a Venezia il capo dello Stato Sergio Mattarella, accompagnato dal Ministro della Difesa Guido Crosetto. Arriverà a Venezia lunedì 4 novembre per partecipare alla giornata dell'Unità Nazionale, alla festa delle Forze Armate. La cerimonia si terrà in piazza San Marco con inizio alle 10:30, mentre l'arrivo del Presidente è previsto a mezzogiorno. Proprio in previsione dell'arrivo del Capo dello Stato, ieri mattina le Frecce Tricolori hanno svolto ripetuti sorvoli sopra Venezia per un allenamento in vista della loro esibizione di lunedì. Vediamo una storia che raccontano i giornali locali e che riguarda il consigliere comunale di San Donà di Piave, Giulio Bonet, che si è permesso soltanto di muovere delle critiche a Ilaria Salis, che occupava abitazioni, dopodiché è diventata parlamentare europea grazie al battage che è stato fatto per il suo arresto,
la sua permanenza in Ungheria è stata vista in tribunale, in catene con i ceppi. Questo è valso, come dire, a beatificarla e a farla diventare parlamentare europeo. E vediamo il titolo della Nuova Venezia: la lite social tra Bonet e Salis. Il consigliere di San Donà che dice: sono minacciato, ha ricevuto anche minacce, oltre che a parole durissime da parte del padre di Ilaria Salis. Aveva detto Giulio Bonet: le tasse servono a pagare la pagnotta alla piccola fiammiferaia. Qui non è diffamazione, è una critica politica. È arrivato subito invece il giudizio categorico del padre da Salis, che l'ha definito fascistello. Adesso dovremmo andare a collegarci con Cristian Darboit, mi sembra è pronto, Renato Capoglia in regia con Andrea Basso, ma no, prima allora vediamo prima l'intervento di Sergio Berlato sulla querela a Bassano del Grappa per l'ingresso di Elena Pavan nella maggioranza. Basta personalismi. A dirlo, parlando dell'ingresso in maggioranza da parte di Elena Pavan, grazie all'iscrizione a Fratelli d'Italia, è ancora una volta il partito di Giorgia Meloni. Peccato che stavolta l'invito non sia rivolto, come era accaduto solo qualche giorno fa, alla Lega e alla coalizione che sostiene Nicola Finco, ma agli stessi Fratelli d'Italia bassanesi. Per di più, la bacchettata giunge dall'eurodeputato Sergio Berlato, componente della direzione nazionale del partito, che richiama i suoi a una maggior responsabilità. Berlato ricorda, e chi ha seguito la campagna elettorale si ricorderà pure che ne abbiamo parlato spesso anche nel TG Bassano, che una parte di Fratelli d'Italia non ha mai digerito la candidatura di Finco, che ha portato poi alla rottura del centrodestra al primo turno, con il dualismo fra Pavan e l'attuale sindaco. Ciò che stupisce è che ancora adesso quella stessa parte del partito, dopo essere riuscita a restare in maggioranza e a far parte dell'amministrazione cittadina, nonostante scelte poco lungimiranti che non sono state premiate dall'elettorato, accusa l'europarlamentare, stia tentando di mettere in difficoltà il sindaco Nicola Finco per questioni di rivalsa e interessi personali. Insomma, altro che bacchettate, qui si va sul pesante e non è tutto, perché Berlato la mette giù dura. Sentite. Le scelte che riguardano la maggioranza devono essere concordate con il sindaco, senza cadere nella tentazione di mettere in atto iniziative che non verrebbero capite dai bassanesi. Più chiaro di così. E questo era Ferdinando Garavello, perché volano sempre gli stracci a Bassano del Grappa. E intanto torniamo invece alla cronaca. È morta la donna che 10 giorni fa aveva mangiato dei funghi velenosi, chiodini che erano stati... si pensava fossero dei chiodini, invece era una amanita, erano funghi velenosissimi. La donna è morta, il figlio è ricoverato, e tutti i particolari da Cristian Darboit. A te, Cristian. Buongiorno direttore, anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Ci troviamo a Follina, per la precisione nella frazione di Valmareno. Siamo a ridosso di Castelbrando per intenderci, ed è una comunità sotto shock quella che abbiamo trovato per la morte di questa signora ottantenne molto conosciuta, che da circa 2 settimane ormai si trovava in fin di vita, proprio per aver ingerito dei funghi velenosissimi, una manita faloide, come dicevi giustamente te. Insomma, un fatto tragico che pone anche degli interrogativi. Stiamo intervistando proprio in questi minuti anche il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi. L'ULSS 2 da questo punto di vista è mobilitata attraverso il Dipartimento di Prevenzione nei vari pronto soccorsi, ma resta il dramma di una famiglia, resta lo shock di una comunità. Qui con me c'è Mario Collet, che è un volto storico qui a Follina e non solo, dove è stato sindaco per tanti mandati ed è vicino di casa appunto di questa famiglia. La casa di Ermelinda Aiello e dei figli si trova qui poco distante, a pochi decine di metri. Collet, voi avete seguito questa vicenda fin dall'inizio con estrema apprensione.
Certamente tutta la mia comunità valmarenese è stata in apprensione da quando abbiamo saputo che Ermelinda era stata ricoverata per aver ingerito dei funghi tossici e la cosa ci ha lasciato veramente sgomenti perché loro con il marito e con la famiglia abitavano in una zona agricola, facevano anche gli agricoltori, erano vicinissimi alle zone dove si raccolgono sempre questi funghi. Una famiglia quindi che conosceva bene la terra. Ma certamente, anche perché la loro origine era un'origine di famiglie di agricoltori, per cui non si riesce ancora a capire come mai possa essere successa una svista così grande che ha portato purtroppo alla morte di Ermelinda. Ecco, Ermelinda tra l'altro è rimasta vedova da alcuni anni e quella passione, la passione per i funghi era una passione anche del marito. Sì, ma penso proprio di sì, perché a Valmareno tutti raccolgono i funghi chiodini e la gente è abbastanza esperta, infatti è la prima volta che succede nella nostra comunità un evento simile. Pensiamo solo che sia stata una grande svista, che questa magari manita, come ne ho sentito parlare, possa essere confusa in modo così proprio non lo so come dire, in questa maniera che è proprio sfuggita e per cui niente, ci dispiace molto, siamo vicini alla famiglia, siamo vicini ai figli perché io li conosco molto bene il più giovane che da un po' si sta impegnando anche nel sociale, nella società della Follinese Calcio, per cui gente che conosciamo e che rientrando emigranti dall'Australia vive nella nostra comunità da quasi 50 anni insomma. E tra l'altro, ecco, da un punto di vista sanitario, cosa è successo? Poi ne capiremo di più nei prossimi minuti, nelle prossime ore anche con il direttore generale Venazzi. C'è stata questa grave insufficienza epatica dovuta proprio all'intossicazione, cui si è aggiunto anche il Covid, la positività al Covid e un'infezione causata da un battere, il Clostridium. Quindi insomma una situazione grave innescata da questa manita falloide. Ecco Sindaco, un'ultimissima battuta, Sindaco storico Mario Colletta. Qui siamo in una zona di montagna, tutti vanno a funghi, bisogna fare attenzione, c'è poco da fare. Sì, bisogna fare attenzione perché questo ci dimostra che magari non si riesce a distinguere molto bene questi funghi che sono veramente pericolosi dai funghi normali. E mi chiedo come mai possa essere successo nella nostra comunità che da generazioni va a funghi, però succede anche questo. Un imprevisto come una svista che si è rivelata tragica. Grazie Mario Colletta. Direttore, per il momento da Valmareno è tutto, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie molte Cristian, grazie. Vediamo invece i lupi in azione, hanno sbranato una capretta a Casoni di Mussolente, la segnalazione è arrivata da un consigliere comunale, i proprietari preferiscono restare anonimi, ma dalla sindaca Elena Bontorin è arrivato un appello: denunciate alle autorità perché si possa intervenire. La foto è drammatica e racconta l'ultima predazione dei lupi a valle avvenuta a Casoni di Mussolente. È una capretta, la vittima di 2 esemplari, maschi e adulti secondo le impronte, attaccata nel cortile di una casa sabato intorno alle 21. A raccontarlo il consigliere comunale Massimo Berton, che ha raccolto lo sfogo della famiglia che preferisce restare anonima. Si sono spinti nella zona, nella frazione proprio di Casoni, poco lontano dal centro abitato, e hanno aggredito questa capretta, purtroppo lasciandola esanime per terra e di conseguenza anche morta. E la cosa singolare intanto è l'orario, quindi non di notte, ma anche che si sono avvicinati a 5 metri proprio dall'abitazione di queste famiglie. Sono stati allertati dai rumori e dal strano belare di questa capretta che sembrava proprio come terrorizzata, al che sono usciti accendendo le luci e si sono trovati di fronte 2 addirittura lupi. I lupi, alla vista delle
persone sono scappati, ma la paura è tanta. Io mi sono fatto portavoce per loro ben volentieri, perché ci tenevano che questo messaggio passasse, proprio per mettere in allerta anche gli altri compaesani. Qua il problema comincia a diventare veramente serio, anche di pubblica sicurezza. Non sapeva nulla della predazione la sindaca di Mussolente Elena Bontorin, che chiede ai suoi concittadini di denunciarla per poter agire. Mi spiace non essere informata, ma perché poi questa mattina ho fatto un giro di telefonate e appurando con carabinieri forestali, polizia provinciale e anche la nostra polizia locale, e nessuno in questi giorni era stato avvisato di nulla. Quindi è chiaro che il fenomeno dei lupi che stanno scendendo in pianura è un fenomeno che dobbiamo tenere monitorato, e quindi enti, non solo l'ente comunale ma tutti gli enti preposti, devono essere informati proprio per monitorare questo fenomeno. Se il cittadino ancora non si sente sicuro di segnalare nel modo più corretto e appropriato, allora forse c'è qualcosa che non va. Nel giardino antistante il reparto di malattie infettive del Cafoncello di Treviso è stato piantato un piccolo albero per l'iniziativa Un albero per la salute. Vediamo. Ambiente e salute legati a doppio filo. In un ambiente sano anche la salute ne beneficia. I dati clinici dicono che sono in aumento le patologie respiratorie legate al PM10 e al PM2.5. Si tratta soprattutto di casi di asma grave dovuto all'inquinamento, che può essere contrastato attraverso buone pratiche quotidiane e soprattutto grazie alla presenza delle piante. Da qui l'iniziativa Un albero per la salute, in collaborazione con Fadoi Veneto e il raggruppamento Biodiversità di Belluno dell'Arma dei Carabinieri. In questa giornata in tutta Italia sono stati piantumati alberi per contrastare i cambiamenti climatici e l'inquinamento atmosferico. Il progetto, partito lo scorso anno, avrebbe dovuto coinvolgere nella sua prima edizione gli ospedali di Treviso e Mestre. Poi la tragedia del bus precipitato dal cavalcavia aveva portato a rimandare a quest'anno l'iniziativa, che in Veneto ha interessato il Cafoncello e il Sant'Orso di Vicenza. Ed è una maniera per sensibilizzare il problema dell'ambiente. Noi che siamo ospedalieri, che viviamo dentro l'ospedale, ci rendiamo conto, vogliamo anche suscitare una certa sensibilità sul fatto che la salute è un problema esterno all'ospedale. L'albero come simbolo di vita e di speranza per i pazienti, che potranno osservarne la crescita dalla loro stanza d'ospedale. Vedere crescere un albero è un messaggio di speranza, è un in bocca al lupo per una buona guarigione, e chi potrà avere la fortuna di fare una passeggiata potrà monitorare giorno per giorno appunto lo sviluppo di questa pianta dedicata a tutti quelli che oggi si trovano all'interno degli ospedali. L'iniziativa rientra nel progetto Un albero per il futuro. Vuole creare una sinergia tra chi ogni giorno si occupa di tutelare l'ambiente e di conservare la biodiversità, quindi di creare un habitat ideale perché si viva bene, e chi invece ogni giorno sta in trincea e si occupa di assistere e curare i malati, perché sicuramente una vita sana non può prescindere da un ambiente sano. Un ambiente sano, quindi cresce la sensibilità per la difesa del territorio, ma intanto i cambiamenti climatici producono vere e proprie catastrofi. Guardate le immagini di Valencia in Spagna, dove ci sono 60 morti, inondazioni spaventose proprio nel centro della città, migliaia di auto portate via dall'acqua, trasformata acqua che è arrivata con la forza di fiumi, perché di queste scene sono arrivate da molte parti di questa famosa città spagnola, una tragedia senza precedenti con 60 vittime. Ovviamente adesso arriveranno i soccorsi anche dal nostro paese, ma ormai l'irreparabile è avvenuto anche per la totale mancanza in questa zona di strutture che potessero contenere questa specie di tsunami. Andiamo in pubblicità e poi parleremo con un ospite, uno scrittore, uno sceneggiatore, un regista, Nicola Vegro, della vita privata di Sant'Antonio Segreto, attraverso un romanzo storico. A tra poco, state con noi.
Allora vi dicevo un libro su Sant'Antonio, sul Sant'Antonio privato, Antonio Segreto, il titolo del libro di Nicola Vegro, regista, sceneggiatore, scrittore, è stato aiuto regista di un grandissimo nome del cinema che è Ermanno Olmi, L'albero degli zoccoli, però in un altro film, no? Lunga vita alla signora. Lunga vita alla signora. Ecco, allora Vegro, il racconto è un'altra prospettiva di Sant'Antonio in sostanza. Sì, diciamo che appunto l'ha citato il maestro Ermanno Olmi e tanti anni fa avevamo vinto il Leone d'Argento a Venezia e quando si vince il Leone d'Argento si è un po' in vetrina e arrivavano a Olmi tante richieste dai Fendi per esempio, altre cose per fare dai documentari industriali, spot pubblicitari. Era arrivata una richiesta anche di fare un documentario sulla vita di Sant'Antonio di Padova. Io ho cominciato a documentarmi e attraverso tutte le biografie che si potevano reperire. Bene, era già tutto pronto per partire e ne sarebbe venuto fuori proprio il ritratto del santo che vediamo sempre solitamente, insomma, no? Quando invece in quei giorni usciva in libreria un libro nuovo, appena tradotto dal latino, che erano i sermoni di Sant'Antonio. Quando li ho presi in mano, leggendo qualche pagina, mi sono accorto che era un altro santo, totalmente diverso da quello che conosciamo e ben più forte come personalità. Ecco, qui dalla copertina, si faccia qualche esempio perché l'ha visto sotto un'altra luce. Sì, diciamo. Intanto il libro ha l'imprimatur proprio del Messaggero di Padova, per cui è un libro autorizzato. Ecco, ringrazio non solo il Messaggero per avermi dato la fiducia, padre Luciano Bertazzo per essere stato il consulente storico e ringrazio tutti, anche Alberto Vela che mi è stato il mio editor, e ringrazio soprattutto di non aver fatto nessun tipo di pressione, nessun tipo di censura. Ecco, ho avuto carta bianca, ma devo dire che questo libro si ispira esattamente al libro scritto da Sant'Antonio di Padova e questi testi sono proprio i testi che sono citati, sono proprio i testi originali. Ecco, lì troveremo e scopriamo nel libro un santo dedicato che ha speso tutta la sua vita, che è morto veramente molto giovane, consumato dalla fatica, possiamo dire, e li ha spesi per i problemi sociali del suo tempo, problemi che erano la povertà. Ricordiamo che a Padova, nel suo periodo di permanenza a Padova, ha fatto un'iniziativa importantissima ed estremamente nuova per il tempo, cioè un'assistenza organizzata, il pane dei poveri. Fino a quel punto la carità e l'assistenza era affidata un po' all'improvvisazione, un poco a chi voleva esternare un momento di carità, un momento di vicinanza, e invece Antonio ne fa proprio una istituzione, il pane dei poveri, che garantisce ai meno abbienti e ai disgraziati delle città almeno un pasto al giorno. Ecco. Ma Antonio si occupa anche di economia, infatti interviene a piè pari su quelle che sono le prime banche che stanno nascendo a Padova in quel periodo. E ricordiamoci che in quel periodo Padova era una città che si era quasi raddoppiata in poco tempo, si raddoppia la popolazione, aumentano le esigenze, i commercianti dovevano fare forti investimenti per rispondere alle esigenze dei cittadini. E qualche volta, in un periodo particolare dove per esempio non esisteva i frigoriferi o altre cose, c'era il rischio che derrate alimentari potessero perire, una mareggiata, altre cose, era un attimo che un'intrapresa potesse fallire. Ricordiamoci che i commercianti che dovevano appunto affrontare degli ordini più grandi di quelli che erano abituati insomma fino a quel tempo, si rivolgevano allora per avere un prestito ai banchi di prestito che stavano nascendo proprio in quel periodo. Che cosa succedeva? C'era una legge però che tutelava chi dava il prestito e chi non riusciva a ritornare il dovuto era condannato al carcere eterno praticamente, andava in carcere e non ne usciva più. Si chiamavano debitori insolventi. Troviamo proprio negli archivi del comune di Padova una legge voluta da Sant'Antonio, dal Beato Antonio proprio, dove si batte per avere, se il debitore è ritenuto in buona fede, condonato almeno il carcere. Abbiamo proprio un audio che, se la regia Stefano forse vuole metterlo su, se è d'accordo direttore. Come no, certo. Sentiamo un audio proprio dedicato a questa legge che riecheggia un poco quello che si poteva sentire
nelle chiese di Padova in quei giorni, proprio nel febbraio del 1231, pochi mesi prima che Antonio morisse. Sentiamo un poco. Non c'è nulla di più iniquo, di più immorale, di più malvagio di colui che ama il denaro! Gridò Antonio con ferocia. Colti di sorpresa, nessuno ebbe il tempo di ripararsi e tutti furono esposti alla tempesta. Dico a voi, usurai, gente maledetta! A voi che siete peggio delle bestie feroci! E puntando il dito sulle prime file, scaricò il fulmine. Dico a voi che ormai vi siete impadroniti della città. Folgorati sul posto, i più forti bloccarono l'impeto e, controllando il respiro, cercarono di opporre al furioso attacco la promessa di una vendetta. Nello sgomento generale, le mani dei galantuomini stringevano i polsi delle deboli dame, imponendo la compostezza. Ecco, si evince chiaramente che era un uomo di grande carattere, di una grande, appunto, la forza di un uomo non a caso viene specificato proprio nel libro, però deve essere stato difficile, diciamo, sia pure per un uomo che sarebbe diventato santo, imporsi con questa determinazione in ambienti anche molto ostili, molto difficili. Certo. In effetti io amo definire proprio nel libro Antonio un santo senza aureola, nel senso che l'aureola se la conquista giorno dopo giorno con la fatica del lavoro. Ecco, una bella definizione del libro è stata data proprio a Pordenone Legge da don Renato De Zan, che ha detto: siamo di fronte a un santo che puzza di sudore e di fatica. Ecco, in questo senso sono felice perché ha raccolto esattamente, ha fatto una sintesi di quello che è il libro. E queste piccole clip le ho composte proprio nei momenti difficili del Covid, perché questo libro è uscito proprio il mese prima del Covid ed era già tutto pronto, pianificato una serie di appuntamenti in tutta Italia che purtroppo si sono fermati, ecco. E dunque, rimanendo dentro, ho voluto, se non altro, ecco, pubblicare qualche piccola clip per mandare un assaggio di quello che era. Se ne può trarre un film da una storia? Sì, è già tutto pronto per un film. Ha già la sceneggiatura pronta? È già pronta una sceneggiatura, sì, è già fatta anche una piccola riduzione sommaria, diciamo, per quelle che potrebbero essere 5 puntate televisive, e io credo che ce ne sia molto bisogno, che si presti molto. Andremo anche a bussare alla Regione, per esempio, perché ovviamente sarebbe una cosa molto interessante, porterebbe molto lavoro e soprattutto, come dire, esalterebbe quelle che sono le nostre bellezze. Noi abbiamo la fortuna, per esempio, qui nel Veneto soprattutto, di avere delle scenografie che gli americani ci invidierebbero. Noi con poche lire siamo in grado di fare un film che gli americani dovrebbero avere 3 zeri in più almeno. Abbiamo le città murate, Cittadella, Montagnana, ecco, cose che sono stratosferiche, piccoli borghi di Asolo piuttosto Arqua Petrarca. Ecco, io ho già in mente e ho già fatto preventivamente già tutto uno studio. Si tratta solo di partire e di avere, ecco, l'appoggio anche di chi può darci una mano in questo. Io come Presidente della Veneto Film Commission molto volentieri le dico che faremo di tutto per agevolare la nascita di questo lavoro, di questa produzione. Sì, anche perché il taglio sarà di respiro proprio internazionale, in quanto abbiamo Sant'Antonio, che è nato in Portogallo, e questo, per esempio, ecco, è
il libro tradotto in portoghese che ho avuto il piacere e l'onore di presentare 2 anni fa, ecco, sia a Coimbra che a Lisbona, ed è stata una fortissima emozione, per esempio quando mi sono recato a Fatima, il grandissimo santuario, entrare nella libreria e scoprire il mio libro lì. È stata veramente un'emozione grande. Non solo per cui sarà interessato il Portogallo proprio, ma proprio nei prossimi mesi, grazie all'UNAIE e all'Italea, porteremo il libro nelle nostre comunità in Brasile. Per cui ecco, daremo un inizio di percorso itinerante a quella che è la figura di Antonio, che poi è stato quello che lui ha fatto nella vita, perché prima di arrivare a Padova è partito appunto da Lisbona, dal Portogallo, ha studiato a Coimbra che è al nord del Portogallo, dopodiché ha preso la strada del Marocco per brevissimo tempo, dopodiché è arrivato in Italia e dalla Sicilia ha risalito tutta l'Italia, si è fermato qualche periodo a Rimini, a Bologna, dove è stato il primo dottore, il primo insegnante autorizzato da San Francesco, dopodiché è andato in Francia, è stato lì 3 anni ed è ritornato e si è fermato finalmente da noi a Padova. È una storia fantastica che viene raccontata in punta di penna, è un romanzo storico che è stato davvero apprezzato molto da un grande romanziere come Matteo Struccoli, che ha detto un grande libro, un grande racconto. No? Sì, sono stato molto felice dell'amico Matteo che ha fatto l'endorsement con delle parole veramente molto belle. E devo dire che all'inizio del mio primo libro, per cui il mio primo lavoro, si è sempre un poco così incerti. Devo dire che mi sto convincendo di aver fatto un buon lavoro, perché alla fine del libro c'è un indirizzo mail e mi fa molto piacere, una volta 2 alla settimana, di trovare dei commenti che sono quasi tutti al 99,9% positivi. E come l'ha definito un parroco di una parrocchia di Padova, è un libro che fa bene. E questa cosa è una medaglia che me la punto nel petto. Grazie a Nicola Vegro. Noi poi con Telenord Est, Rete Veneta, seguiamo sempre la festa del Santo, insomma, no? Tutte le giornate. Davvero sono eventi straordinari, c'è un legame incredibile tra i Veneti e Sant'Antonio, no? È anche comprensibile. Grazie Nicola Vegro. Grazie, bene. Complimenti. Grazie a lei, direttore. Grazie a Renato, mi scuso se prima ho sbagliato il nome, grazie a Renato in regia. Renato Capoia con Andrea Basso, andiamo a pubblicità e poi... E il libro lo trovate, per esempio, in tutte le librerie. Bene. Pubblicità, grazie. Abbiamo parlato di Sant'Antonio e forse sperano in un miracolo i pensionati che hanno protestato proprio a Padova, preoccupati per il loro futuro. Vediamo. Caro vita, non autosufficienza, sanità, il futuro è nero su questi temi per gli anziani e così i pensionati veneti scendono in piazza a Padova per protestare contro la manovra del governo Meloni. Che restituiscono i soldi e ai pensionati e alle pensionate mai. E poi il potere d'acquisto delle pensioni in continuo calo. Le elaborazioni della CGIL dicono che un ultra 65enne veneto che vive solo nel 2021 ha speso in media 1.478 euro al mese, nel 2023 l'esborso è salito di 185 euro al mese. Il futuro della sanità preoccupa molto. Siamo preoccupati perché non c'è nessun provvedimento e nessuna risposta, non solo per i pensionati e le pensionate, ma per i lavoratori e le lavoratrici e anche le giovani generazioni, a partire dalla salvaguardia del potere d'acquisto che per i pensionati purtroppo non c'è. La sanità pubblica, al di là di quello che viene decantato rispetto al Veneto, noi abbiamo un impoverimento di tutta la filiera socio-assistenziale. Il numero di chi ha più di 65 anni continua a crescere. In Veneto sono quasi 1.170.000 persone, con Padova prima provincia, poi Venezia, Verona e Treviso, quasi 294.000 i veneti con più di 75 anni che vivono da soli, più di tutti a Venezia e poi Treviso, Padova e Verona, per non parlare del fisco. Prendiamo 2 lavoratori che hanno un lavoro diverso, lavoro autonomo con la flat tax paga il 15%, lo stesso lavoratore dipendente o pensionato paga il 43%. Questo noi crediamo che non sia giustizia sociale.
Ci sono persone molto generose che in forma del tutto anonima danno aiuto alle persone più deboli con, in questo caso, una donazione anonima di 40.000 euro per l'IPAB di Vicenza. IPAB, nome in codice di Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza. A Vicenza, in 700 anni di storia, ha ricevuto lasciti e donazioni che hanno permesso investimenti importanti nel campo del sociale e dell'assistenza rivolta alle persone non autosufficienti. Insomma, un istituto che è cresciuto anche con la generosità dei vicentini. Ieri come oggi. L'ultimo attestato di solidarietà e carità arriva da una mano anonima, una donazione di addirittura 40.000 euro, tanto che il presidente di IPAB, Achille Variati, ha voluto ringraziare personalmente colei o colui che, sfuggendo a qualsiasi ribalta, ha voluto fare un gesto di grande generosità. Questa donazione per IPAB è molto importante perché va al di là del valore, in quanto è idealmente una ripresa delle opere di carità che nei secoli sono state date ad IPAB e che costituiscono un grande patrimonio al servizio delle nostre strutture per gli anziani non autosufficienti. E questo anonimato la rende ancora più forte, perché vuol dire che chi dona non vuole mettersi in mostra, ma vuole semplicemente aiutare gli altri. Insomma, questa donazione dimostra che i vicentini continuano ad avere fiducia nell'IPAB, una credibilità che l'istituto si è guadagnato nella sua storia. Adesso però, con la popolazione che sta invecchiando, anche la domanda di nuovi servizi sta aumentando. Sì, la fiducia verso questo ente di assistenza pubblico è fondamentale perché la domanda di non autosufficienza sta aumentando e dobbiamo dare nuovi servizi, dobbiamo dare nuove strutture perché i bisogni sono in aumento. Lei sindaco di Vicenza, Achille Variati, intanto prosegue a pieno ritmo il progetto di Africa Plastic Road per documentare la crisi ambientale nel continente africano. Protagonisti 2 videomaker d'eccezione made in Veneto. Prosegue senza sosta il viaggio del gallese Edoardo Alberti, videomaker di Media Nord-Est, e di Sebastiano Busolin di Marghera, meccanico esperto, la coppia di documentaristi che sta attraversando il continente africano nell'ambito del progetto Africa Plastic Road per raccontare l'impatto della crisi ambientale nella terra dove l'abbandono dei rifiuti in plastica è una vera e propria piaga. Abbiamo attraversato la Mauritania e è stato abbastanza difficile perché a causa delle temperature elevate arrivavano picchi di 46 gradi e quindi con tutto il vestiario da moto era abbastanza difficile. E c'era difficoltà a trovare benzina. Dopo aver lasciato il Marocco, i 2 motociclisti hanno dunque attraversato con non poche difficoltà la Mauritania per arrivare quindi in Senegal. Paesaggi, clima, abitudini di vita sempre diversi per un collage di immagini e racconti destinato al loro reportage ecologico. La situazione plastica in Mauritania non è delle migliori, anzi sembra non esistere un sistema vero e proprio di riciclaggio. Anche nel mezzo del nulla, del deserto, si può vedere plastica e spazzatura buttate in parte da strada, addirittura nelle attraversate di deserto che abbiamo fatto dove non c'è niente. Si può vedere spazzatura che viene trasportata dal vento. Per quanto riguarda il Senegal invece la situazione plastica è nettamente migliore. Oserei dire migliore anche del Marocco. Abbiamo avuto modo di visitare la discarica di Mombasa, che è la seconda discarica più grande del mondo a cielo aperto, dove ci hanno spiegato come riciclano la plastica, come viene divisa, come viene poi rivenduta per essere riciclata. Prossima tappa la Guinea. Il viaggio di Edoardo e Sebastiano in Africa prosegue e noi continueremo a raccontarvelo.
Vice Monica Smidele, complimenti a Sebastiano ed Edoardo. E finisce qui l'edizione del TG Focus di questa mattina. Appuntamento stasera, se lo vorrete, a Focus alle 21:15. Grazie ai nostri registi Renato Cappoia e Andrea Basso e buona giornata.